prospettive ci potrebbero essere e che qualcuno magari non vuole vedere. Allora, sì, effettivamente siamo proprio all'interno di questo CEDI che al 31/12 con la fine della cooperativa, della COPCA, rimarrà senza acquirenti. Ci sono state tante visite, alcune visite di interesse, però concretizzate nessuna. So che anche Automotive 8 mesi fa più o meno aveva fatto visita e si era licenziata dicendo che comunque il posto per loro, come gli adattamenti loro, chiaramente poteva andare bene. Era si parlava di mezzo magazzino, comunque come di questo stabile. Poi vengo a sapere anche da Sole 24 Ore che la Regione darà un contributo di 6 milioni di euro al COSINT, il COSINT metterà 2 milioni e mezzo propri per costruire un ennesimo magazzino, capannone, dir si voglia, a Tolmezzo per sempre Automotive Light. Questo la Regione ha giustificato dicendo che l'ampliamento è necessario farlo alla sede perché ci sarà dentro un centro di ricerca, un centro tecnologico. È anche stato un po' diminuito adesso non ricordo chi era il rappresentante della Regione, esatto, dicendo che metteranno dentro delle linee. Quindi in sostanza si vuole costruire un capannone nuovo quando ci sarebbe questo a disposizione. Questo è nuovo, quindi costruire un altro capannone, un ennesimo capannone in Carnia, quando basterebbe la volontà per risolverla questa cosa. Abitiamo in Carnia, conosciamo le voci, conosciamo anche chi lavora nel COSINT, chi lavora nell'automotive e lo sappiamo che questa cosa potrebbe con la volontà essere risolta, questa cosa del magazzino. Costruire un nuovo magazzino e anche i silenzi che sento sono complici.